Amici e amiche di Sicilia Magazine, viene inaugurato oggi presso il centro Uffici Verga di Catania il nuovo polo didattico di Unitelma Sapienza, legato al più grande e prestigioso ateneo d'Europa, Sapienza Università di Roma. Venite con me. Elemento fondante dell'esperienza con Unitelma Sapienza è da sempre la prossimità, quindi un'università a portata di studente. E il polo di Catania si configura come un polo didattico fondamentale per il territorio. Senza dubbio, ha detto già tutto, voglio dire. Noi ci teniamo a raggiungere lo studente invece che lo studente in qualche modo raggiunga noi, per cui venire a Catania, inaugurare un polo a Catania è estremamente importante. Si aggiunge alle altre due sedi già presenti in Sicilia. Sì, e questo per star vicino agli studenti e in qualche modo consentire loro, alle loro famiglie di minimizzare i costi, perché naturalmente è meno complicato muoversi all'interno della Sicilia che non ovviamente in qualche modo muoversi verso Roma. Ricordiamo che ci segue l'offerta formativa che offre Unitelma Sapienza Catania. Unitelma Sapienza, come lei ha detto, è legato a Sapienza, per cui noi teniamo tantissimo all'offerta formativa, così come ci tiene Sapienza, e per cui non abbiamo fatto nient'altro che proseguire il nostro percorso, e essere in Sicilia con un polo in più significa offrire altre opportunità. Già responsabile di Unitelma Sapienza della sede di Gela, adesso si unisce anche quest'altro incarico, quello di Unitelma Sapienza Polo di Catania. Sì, dopo un'esperienza decennale di responsabile del Polo di Gela, adesso mi è stata rinnovata dal magnifico rettore la fiducia per essere la responsabile del Polo di Catania. Unitelma Sapienza è stata richiesta qui dagli studenti catanesi e dai paesi limitrofi. È Unitelma Sapienza l'unica università legata ad una università pubblica, la più grande d'Europa, appunto Sapienza. Tra le eccellenze accademiche che insegneranno all'Unitelma Sapienza di Catania, il professore Spanghera, possiamo entrare nello specifico a parlare dei corsi e dell'offerta formativa? I corsi naturalmente tradizionali, i corsi triennali e i corsi di laurea, ci sono anche delle attività collaterali. Per esempio noi abbiamo un master in amministrazione dei beni confiscati e abbiamo delle scuole che si occupano di profili particolari. Io ho un corso di investigazione, intelligence e security che naturalmente completano il panorama del polo, cioè non c'è soltanto l'attività didattica che porta ai diplomi, che porta alla laurea, c'è tutto un bacino di ulteriori attività che completa, perché questa è un'università completa, non è un polo che, come dire, si occupa soltanto di alcuni profili, un esamificio, è semplicemente un fatto culturale, scientifico che cerca di portare in periferia, diciamo così, in tutta Italia, quella che è la formazione universitaria. Oggi come oggi abbiamo bisogno di qualità e l'Unitelma Sapienza ha un prestigio, un nome, un must che sostanzialmente è una garanzia. Tra i profili accademici che ruotano attorno al mondo di Unitelma Sapienza col polo didattico di Catania, il professore Antinucci, che si occuperà dei master di secondo livello qui al polo di Catania, e nello specifico poi proprio oggi si terrà un convegno. L'occasione è assolutamente gradita per inaugurare questo polo e offrire l'opportunità di collegarla con un'iniziativa molto importante in chiave scientifica, che è il convegno che si terrà alle 15 al Teatro Bellini dal titolo Il principio di proporzionalità nel giudizio patrimoniale di confisca, che è il tema scientifico eclatante tra tutti quelli che noi trattiamo nel master di secondo livello per la formazione degli amministratori giudiziari. Aggiungiamo soltanto che questo master nel corpo docente ha magistrati antimafia dei territori di elezione dei fenomeni di criminalità organizzata, amministratori giudiziari, forze dell'ordine specializzate su questo tema e amministratori giudiziari.
Io sono contento anche come sindaco della città di Paternò perché sono le comunità che ci legano, questo nome è importante, l'opportunità per i nostri giovani, ecco questa apertura ci rende felici.